Bentornati sul canale degli Uomini d'Avanza da Andrea e Alessio. Allora, oggi facciamo un bel pezzettone di lardo da utilizzare come aperitivo, come... Ah, proprio come affettato. Sì, da utilizzare come affettato. Buono. Allora, il primo passaggio, dobbiamo solamente lasciarlo un paio di giorni sotto sale. Un paio alla sarda o un paio... Un paio alla sarda, sono 5-6 giorni. Ok, un paio alla sarda. Ok, quindi sale. Sale sul fondo. Ne serve un bel po' di sale, Ah, fino a coprirlo bene. Sì. Perché comunque adesso inizia a levare fuori acqua. Ok. Un bel po', c'è proprio uno strato, quasi 1 centimetro di Qui sale abbiamo sul il nostro fondo. pezzo di lardo, bello fresco, maiale macellato l'altro giorno. Poggiato dal lato della cotenna. E poi sale sopra. Sopra così, bello. Questa operazione serve per disidratarlo. Sì. Disidrata e gli conserva. lo inizia a insaporire. Mhm. Questo dobbiamo usarlo tutto, 1 chilo di sale. Sì. Se non anche di più. Sì, Abbiamo sì. un contenitore un pochettino largo. Comunque deve essere bello, bello coperto. Ok. Ok. Coperto col sale lo conserviamo per 5-6 giorni, barra 6 giorni, in un luogo fresco e asciutto. In modo che tolga fuori un pochettino di acquetta e che inizi la sua stagionatura. Aperto. Aperto, sì. Quindi senza coprire il contenitore. Perché sennò fa... No, certo, deve andare via l'umidità. Ok. A più tardi. Sono passati 5 giorni dalla salatura del lardo, gli leviamo tutto il sale in eccesso senza lavarlo, solamente levato via così. Cerca di eliminare il più possibile, ma non si lava, non deve toccare acqua, perché... Quindi anche se ne rimane leggermente, Esatto. non è un problema. Fatto questo, gli metteremo il nostro mix di spezie sopra. Io ho usato del finocchietto selvatico, bacche di ginepro e pepe di Sichuan. Poi un po' di pepe nero li metterò. Le quantità sono sempre a piacere, non sto a dire le quantità. Io ho messo questi perché a me piacciono. Un po' di pepe nero, così abbondante, bello, ci piace bello forte. Le nostre spezie, si schiaccia un po' in modo che gli resti tutto quanto. Sentite un profumo. Quindi solo dal lato del lardo. Sì, perché è lì che ti interessa insaporire di più. Le spezie, a parte il pepe che per comodità ho usato quello già tritato, le spezie sono tutte fatte a mano, tritate a mano, con
nel taglietto. Anche il pepe. Se volete utilizzare pepe in grani e lo macinate sul momento è meglio perché rimane più saporito. Con un gancio di quelli da carne. Prende. Pratica un foro nella cotenna. Se il vostro gancio non è molto affilato, aiutatevi con un coltello appuntito. Fate una puntina col coltello e poi inserite dentro. Lo vedi? Lo appendiamo così. Lo prendiamo così a stagionare. Il tempo è soggettivo. Allora, lo prendiamo così nella nostra moscarola, che noi voi ovviamente lo prendete dove volete. Il tempo è soggettivo, si può lasciare 3 giorni come lo puoi lasciare 10. L'importante è che a gusto. Quindi stiamo comunque parlando di giorni. Sì. Ok? Esatto, in modo che gli entri un pochettino il condimento per sentirsi. L'importante è che non ci sia caldo. Ok. Dai 10 ai 15 gradi va anche abbastanza bene. L'umidità quella che c'è nel momento. È una cosa che non ha bisogno di una lunghissima stagionatura. Sì. Questo fa consumato praticamente quasi fresco. L'importante, ripeto, è fargli entrare un po' di sapore dentro. Noi stiamo utilizzando la stessa moscarola e quindi le stesse condizioni in cui stiamo maturando i formaggi, i pecorini. A tra un paio di giorni quando sarà pronto. Sono trascorsi 10 giorni da quando abbiamo lasciato maturare il nostro lardo. Sì. Con le spezie. Adesso procediamo al taglio. È pronto, quindi ora tagliamo e assaggiamo. Importante, se vedete che inizia a fare un po' troppo caldo, lo potete mettere anche nel frigorifero. Io gli levo un po' di pelle perché è comunque abbastanza durettina. Così. È buono. Che buonissimo. Qua c'è. Non è invadente, il sale è giusto, lasciato 5 giorni in contatto di sale è perfetto. Quindi il nostro lardo dopo l'attesa di 10 giorni è finalmente pronto ed è anche parecchio buono. E noi adesso ce l'assaggiamo. Noi adesso ce l'assaggiamo. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like qui sotto. Se no niente lardo, finito. Semplice. Se non niente lardo, seguiteci anche sui nostri canali Instagram e Facebook. Ci vediamo la settimana prossima. Adesso mangiamo. Ciao.